Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati con l'appuntamento live su friulitv.net. Apriamo subito con il calcio perché ci sono importanti novità per quanto riguarda il Pordenone. Massimo Paci è stato sollevato dalla guida tecnica del Pordenone. Fatale la bruciante sconfitta di ieri sera a Ferrara contro la Spal 5-0, che si sommano alle altre sconfitte interne in Coppa Italia contro lo Spezia e quella la prima di campionato contro il Perugia, che ha deciso, che ha portato insomma all'esonero del tecnico. A questo anche la difficoltà riscontrata tra lo stesso allenatore e i giocatori che hanno indotto la società neroverde, in particolare il presidente Mauro Lovisa, a prendere la decisione dell'esonero. Entro la serata, massimo domani, si saprà chi sarà il nuovo allenatore dei Ramarri. Pausa, ricordiamo, anche in Serie B per impegni delle nazionali. Il Pordenone tornerà in campo il 12 settembre prossimo a Lignano contro il Parma. E ora cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Ieri mattina verso le 9:30 i poliziotti della squadra volante della questura di Udine, transitando in viale Trieste, notavano un uomo che alla loro vista cercava di allontanarsi e nascondersi scavalcando un muretto di un parco. Prima di bloccarlo si accorgevano anche che lo stesso estraeva qualcosa dalla tasca destra dei pantaloni e se ne liberava. All'interno dell'involucro, prontamente recuperato, mezzo panetto di hashish inciso con 5 linee trasversali che ne consentivano il facile frazionamento in dosi per la successiva vendita. L'uomo, un pakistano 34enne, residente in provincia di Udine, veniva tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio e condotto in carcere. E un cittadino pakistano 28enne senza fissa dimora è stato invece deferito a piede libero all'autorità giudiziaria per lo stesso reato, in quanto sorpreso sempre nella giornata di ieri dagli agenti del reparto prevenzione crimine di Genova in piazzetta del Pozzo a Udine con 18 grammi di hashish, controllato unitamente ad un probabile acquirente segnalato amministrativamente come assuntore, ha cercato anch'egli di disfarsi della sostanza che teneva in bocca, ma è stato prontamente fermato. All'uomo, privo di qualsiasi fonte lecita di reddito, oltre allo stupefacente sono stati anche sequestrati 121 euro in banconote di piccolo taglio e monete provento di precedenti cessioni. Sul posto identificati 2 pakistani in evidente stato di ubriachezza che avevano litigato tra loro per futili motivi, entrambi sanzionati per ubriachezza, uno anche denunciato per inosservanza del DASP urbano comminatogli dal questore di Udine, che gli vieta di trattenersi nell'area del centro città, mentre l'altro è stato allontanato dalla stessa area con divieto di farvi ritorno per 48 ore. Nelle 24 ore identificati in tutto 197 persone, controllati 64 veicoli e 4 esercizi pubblici, tutti in regola con le norme sul Green Pass. E ora andiamo al mare, perché il mare e le spiagge di Lignano tra le 10 mete turistiche più cercate nelle tendenze dell'estate 2021. Un riconoscimento che premia la bellezza delle località balneari del Friuli Venezia Giulia, che anche quest'anno hanno saputo distinguersi all'insegna di un turismo accessibile e di qualità. E il tweet postato questa mattina dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Andiamo a Trieste. Un totale di oltre 12.000 interventi, tra i quali quelli relativi all'incendio dell'hotel Hilton durante il restauro nei locali del primo piano, al crollo del tetto della piscina acquamarina, al deragliamento di un treno nei pressi di Aurisina e resoconto dei 2 anni di attività dei Vigili del Fuoco di Trieste sotto il comando di Mauro Luongo, che vedete nella telefoto, che dal 6 settembre prossimo verrà trasferito a Venezia, dove è già stato in servizio per diversi anni come vicecomandante. Al suo posto subentrerà Girolamo Fiandra Bentivoglio, proveniente dal comando di Sassari. E chiudiamo con Aquileia. Leggiamo 018, il progetto di promozione della lettura della Regione Friuli Venezia Giulia ha un'anima collettiva diffusa
che oggi trova espressione nel Sommerschule Rivolta, gli insegnanti, educatori, famiglie, amministratori locali, riuniti ad Aquileia per confrontarsi con modalità creative sulla lettura per bambini e ragazzi. L'importanza della collaborazione che sta alla base di Leggiamo. Giunto al suo 7° anno di vita, è stata sottolineata dalla presenza del vice governatore con delega alla salute e dall'assessore regionale di istruzione e formazione che sostengono il progetto, oltre che dalla direttrice centrale cultura, la cui direzione regionale coordina i soggetti promotori delle diverse iniziative sul territorio. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del pomeriggio. Ulteriori notizie e informazioni sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e all'ascolto e buona giornata a tutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Pian piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti